questo numero, lavoro e morte. A Priolo un malato di tumore quasi in ogni famiglia. Sotto accusa l'industria petrolchimica ha portato benessere ma anche lutti. Un posto ci sarà per questa solitudine. La mattina ci alziamo con questi odori sgradevoli, di cui effettivamente ti gira un po' la testa, ti viene di rimettere, e quindi io ho 40 anni che abito qua a Priolo e si vive male, e continui a sentirti male, a respirare male, perché sono delle polveri sottili, logicamente, che vanno dentro il nostro organismo. Lei si è ammalata? Sì, mi sono ammalata 5 anni fa di tumore al seno, dopo un anno ho continuato ad andarmi nella schiena e poi nel fegato. Logicamente non fa piacere, perché molta gente è morta. Un posto ci sarà dove si pesca ancora. Ho perso anche la mamma di 65 anni con un tumore, non fa piacere tutto questo. Una storia nuova. Un malato di tumore quasi in ogni famiglia, bambini che nascono malformati. A Priolo, zona ad elevato rischio ambientale a ridosso del polo petrolchimico più grande d'Europa, si muore di cancro più che nel resto d'Italia. Qui si convive con le ciminiere, abitanti esasperati per le continue puzze che stordiscono a causa di emissioni improvvise di nubi maleodoranti e stranamente colorate. Da 45 anni lavoro in questo bar, quindi respiro l'aria di tutta questa qua che abbiamo qua davanti. Nella zona industriale? Nella zona industriale. Lei si è ammalato? Sono ammalato già di carcinoma. Qui a Priolo in tanti vi siete ammalati? A Priolo, io penso che una casa sì e una no, ci sarà il malato cronico. Il malato cronico c'è. Cosa che praticamente ne fanno finta di non sapere, ma c'è. Anche lei ha problemi di salute? No, inizierà. Problemi, altri problemi. Sempre mal di testa, sto male proprio. Un posto ci sarà quanto di lava e sale, dove la gente sa che ora chi Continui allarmi delle industrie quando vanno in fuoriservizio, le stesse fabbriche che a partire dagli anni 50 diedero lavoro, ricchezza, benessere e adesso lutti. mi vogliono alluccare. Mio padre lavorava nella zona industriale e per questa cosa è morto con un cancro. Ci ha dato molto lavoro, però adesso non si può stare perché è troppo. Io non posso dirlo perché mio marito lavora là e purtroppo ci dà da mangiare, però dove ce ne andiamo? Questa è l'acqua che esce dal pozzo, ci faccio vedere com'è. 8 anni fa Sebastiano Cannamela denunciò la presenza di benzina nel pozzo d'acqua della sua campagna. Proprio là c'è la campagna del signor Cannamela, anche lui è morto di leucemia. Come sappiamo la leucemia viene dal benzene, molti anche bambini stanno avendo di questi problemi. Hanno avuto trapianti bambini di 2 anni, di 10 anni, gente giovane che scopre la leucemia. Un posto ci sarà dove si spera ancora, la gente porterà. Esistono i dati del registro dei tumori di Siracusa che attestano in maniera molto chiara che c'è un'incidenza più elevata di tumori e in entrambi i sessi, ma in modo particolare nel sesso maschile, in modo particolare a Priolo ed Augusta, nella nostra provincia. Pensi che i tassi del pool Italia, dei registri italiani, si attestano intorno ai 550 nuovi casi l'anno per 100.000 abitanti, 3 maschi, e invece ad Augusta, a fronte di una incidenza di 450 casi nuovi l'anno per la media provinciale, addirittura si attesta oltre i 600 casi, e così pure a Priolo.
sono incrementi spaventosi. Allora, a fronte di ciò, noi che cosa facciamo? Cioè, non basta sapere il dato, a noi non basta più il dato, basta invece ricollegare quel dato alla situazione ambientale esistente. Ci sono una serie di impianti che inquinano, bisogna andare a risanare quegli impianti. Se non si possono risanare, si chiudono. Ha portato ricchezza, ma io sinceramente sarei del parere che la ricchezza e non avere la salute non è abbastanza, quindi secondo me sarebbe anche stato meglio non la ricchezza, ma almeno tutta questa gente che oggi non c'è più, ancora oggi sarebbe con i propri familiari, chi la moglie, chi il marito, chi il figlio. Ma stiamo scherzando? Cioè io a questo punto, che cos'è questa ricchezza? Che cosa ha fatto la ricchezza? Perché ha dato il lavoro? E la salute dov'è? Cioè tu lavori anni e anni, fai tanti sacrifici e poi all'ultimo per che cosa? Per sapere di fare un attacco e c'hai un tumore? Abbiamo comprato le macchine, quindi si vede c'è qualcosa. Però ora stiamo pagando 50 anni di industria, la stiamo pagando tutto Priolo, la sta pagando. Priolo, Medille, possibilmente da Augusto. Ogni casa ha la sua croce.